Era il 1972. Rugby Este e Tosi Mobili Rovigo disputavano la prima di una lunga serie di partite. Nasceva il rugby ad Este. Oggi, 2012, a distanza di 40 anni, si rigioca nel campo di Este quella partita fra Rugby Este ed i Vecchi della Rovigo. I 51 giocatori, ormai attempati ma col rugby ancora nel sangue, si sono affrontati lo scorso 27 aprile di fronte ad un pubblico entusiasta composto da ex colleghi, mogli e figli per ritrovare lo spirito che fece nascere 40 anni fa la squadra di rugby di Este. Savino Colombini, ex giocatore della nazionale di rugby, è stato allenatore del Rugby Este nel periodo in cui ha tentato di conquistarsi un posto in Serie B. Che effetto fa dopo 40 anni? Molta emozione, mi sembra essere quasi inutile adesso. Ho passato dei giorni bellissimi con voi, mi avete fatto divertire moltissimo, l'ambiente era molto bello, la squadra nonostante era modesta per altezza, come adesso circa 2 metri, io avevo il massimo 1,70 m, riuscivamo a mettere sotto tutti, è stata delle soddisfazioni immense che non ho mai provato neanche quando giocavo, lo dico la verità. Este è la piazza che mi ricorda più di tutto che il rugby è un gran sport. Franco Melato, ex giocatore del Tosi Mobili Rovigo, è stato uno dei pionieri che sono riusciti a portare ad Este la palla ovale. Ma chi te l'ha fatto fare portare a Este il rugby? La passione. Qui andava il calcio, non andava l'angurietta. Noi invece abbiamo portato l'angorietta, però abbiamo fondato una squadra che tuttora è una squadra che veramente dà soddisfazione ai giovani e anche agli anziani, diciamo. Quello che più ricordi adesso dopo 40 anni? Beh, veramente ce ne sarebbero parecchie. Una delle tante è che quando abbiamo fatto la prima partita, invece di passare la palla indietro, la passavano avanti. Qui proprio a Este il rugby non lo avevano mai visto, nessuno, e i giocatori provvisoriamente, come abbiamo inventato questi giocatori, non sapevano che dovevano passare la palla indietro. E allora io, come unico giocatore, diciamo ex, le davo la mano e insegnavo di passare la palla indietro. Costruire una squadra. Come prima partita abbiamo perso 100-6 con Rovigo. Durante la serata, il presidente del Celeste Rugby, Fabrizio Ferro, ha consegnato le targhe di riconoscimento ad alcuni nomi che hanno fatto la storia del rugby ad Este. Fabrizio Brugin, Angelo Visentin, Savino Colombini, Giovanni Comisso, Giuseppe Canova, senza dimenticare l'arbitro dell'incontro, Giancarlo Checchinato, chiamato a sedare gli ancora bollenti spiriti dei giocatori. La passione e lo spirito di gruppo del rugby hanno animato gli spalti fino a tarda serata. Tra placcaggi e mete, l'amichevole è finita in parità e la partita è proseguita nel famoso terzo tempo, rito conviviale in cui i placcaggi non si effettuano al pallone, ma bensì a gustosi ed abbondanti piatti serviti dai sostenitori delle squadre. Gli appuntamenti del rugby ad Este proseguiranno nei prossimi mesi. Per rimanere sempre aggiornati, visitate il sito www.celesteregby.com.